leggere alcune testimonianze dell'anno della Spagnola da me raccolte 25 anni fa circa. Si tratta di testimonianze di ragazzini all'epoca che avevano 10-12 anni, ma non credo siano testimonianze che si dimenticano facilmente. Cominciamo con la prima testimonianza. È di Angela Salviato, classe 1907, abitante a Musili di Piave. Abbiamo preso tutti la Spagnola, tutti ammalati, una gran febbre a 40, forse erano i soldati che venivano a casa e portavano l'infetto. E noi eravamo senza niente. Veniva il dottore di Nocera Terinese, anche più volte al giorno, e diceva col suo accento come parlavano loro: guarda, poveri cristiani, poveri profughi, diceva, senza un goccio di latte. Un'altra testimonianza di Paolo Sostero, nato a Purgessimo, viveva a Purgessimo all'epoca della guerra e poi fu profugo anche lui. La Spagnola per me è consistita in un po' di mal di testa e vomito. Mia mamma a tutti quanti ci ha messo nel letto, ci ha portati dei brulè, un po' di vino, e chi andava a badare che il ragazzo non deve bere? E io poi mi sono alzato. Ho visto invece morire un altro ragazzo che stava davanti a casa mia, figlio unico, con il padre al fronte. C'erano la nonna e la mamma con lui. Il ragazzo si è ammalato ed è morto in 2 giorni. Invece della nostra famiglia non è morto nessuno, anzi, dicevano in paese arezzato: guarda, i profughi hanno portato il male, di loro non muore nessuno. C'era sempre un po' di diffidenza. Poi è venuta la Spagnola, sempre in tempo di guerra. Tutte tose sono morte. Sono morte più ragazze con la Spagnola che ragazzi al fronte. Perché come ragazzi al fronte ne sono morti, mi sembra, in tutto il comune di Cessalto, ne sono morti 36, e come ragazze della Spagnola ne sono morti oltre 40. Prospero Viecili di Fonzaso. Con la Spagnola non c'era neppure il dottore. Ne ho viste anche 6-7 casse io a portarli al cimitero, in una giornata. E poi sempre ancora. Noi, in famiglia, non l'abbiamo presa. Aurelia Bozzat, 1907, di Cordovado Pordenone. Mia sorella più piccola è morta di Spagnola. E non hanno neanche suonato le campane perché le avevano rubate. Ma di Spagnola in paese di Cordovado ne sono morti 2-3 per casa. Ricordo un po' questi funerali tristi dei giorni d'oggi. Perché avevano rubato le campane? Chi aveva rubato? Ovviamente gli austro-ungarici. Siamo nelle terre invase, Pordenone era una terra invasa dagli austro-ungarici, dai tedeschi come venivano chiamati normalmente, e c'era bisogno di materiale, che era una guerra di uomini da mandare al massacro e di materiali da consumare in grande quantità. E le campane erano un materiale preziosissimo per i cannoni. Io ero sola a Monaciglioni, in provincia di Campobasso, profuga. E poi è morta la mamma di Spagnola e sono rimasta con un mio zio. Eugenio Franceschi, 1910, Sant'Angelo del Treviso. La Spagnola. Da noi qua c'era il dottor Maffera che veniva fuori e diceva: fumar forte per guarire. E di tutti quelli che eravamo qua in casa ce ne sarà stato in piedi uno. Gli altri tutti con la febbre. E ti veniva la febbre a 40. Ma erano i soldati in gran parte che sono morti. Non so se di civili ne sono morti, ma soldati sì che ne sono morti tanti. Augusto Bettetti, 1920, Sant'Angelo di Treviso. Stesso discorso che abbiamo fatto prima per Giacomo Valeri. Non era un testimone diretto, ma è cresciuto con i racconti della guerra e di conseguenza anche della Spagnola. Anche mia mamma l'ha presa. Mio nonno l'ha fatta fumare il sigaro. Sigari e chinino. Con sigaro e chinino se l'è cavata, perché nelle famiglie ne morivano anche 3 in una giornata. Romolo Corra,
di VAS, classe 1905. Molti sono morti in Spagnola e anche a me è morto il fratello che era più debole quando eravamo profughi a Magenta, in provincia di Milano. Un particolare, una notte, il più vecchio dei miei fratelli, Tarcisio, classe 1901, che dopo è morto qui in cartiera a VAS, si era sul letto e mi dice: Romolo, prendi quella bottiglia là in fondo. Era una bottiglia di liquore e dammela. E io gliel'ho portata e lui si è messo a berla e si è fatta mezza balla. Allora gli ho detto: adesso dalla a me. E io ho fatto il resto. Il giorno dopo, verso mezzogiorno, sparita la febbre, guariti tutti e due. L'altro fratello invece, che non è riuscito a bere, gli ha toccato cedere. Si chiamava Secondo ed era del 1903. Zemira Curto, classe 1908. Noi eravamo tutti ammalati con la febbre spagnola e sulla casa dove abitavamo, a Murle di Pedavena, erano già morte due sorelle, una di 18 e una di 15 anni. Allora mio padre cosa ha pensato? Ascoltami, ha detto mia mamma, diamogli un po' di cognac, un pochino, perché anche da noi il capitano ci ha sempre detto che la febbre scompare con il cognac. Ce l'ha dato e non siamo guariti per davvero. E con questo ho terminato questa breve raccolta di interviste e purtroppo chi pensava che un giorno una febbre simile alla spagnola sarebbe capitata anche a noi, avrebbe circolato anche ai giorni nostri. Era una pandemia che si temeva, c'era l'incubo che un giorno o l'altro ritornasse. Certo non è la spagnola, speriamo almeno, ma un pochino ci assomiglia questo